Dalla Regione Lombardia stanziati 18 milioni di euro in 2 anni per l'inserimento e l'inclusione sociale dei soggetti gravi. L'assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, esprime soddisfazione per l'approvazione da parte della Giunta delle disposizioni attuative per il piano regionale Dopo di Noi. Un percorso dedicato alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare che si inserisce nel quadro complessivo delle politiche a favore delle persone con disabilità che Regione Lombardia in questi anni ha costruito nell'ottica dell'inclusione sociale, anche attraverso progetti di vita indipendente. L'assessore Bolognini evidenzia inoltre come le risorse messe a disposizione, unitamente a quelle approvate lo scorso anno, ammontano per il biennio 2018-2019 a 18 milioni di euro, fondi statali che saranno disponibili per interventi nei prossimi 2 anni e per cui è ora necessario costruire i programmi operativi che consentono ai territori di attivare progetti specifici. È online il bando per l'assegnazione di risorse fino a 2,5 milioni di euro provenienti dal Fondo di Mutuo Soccorso a sostegno del sistema educativo integrato che ha subito importanti perdite economiche a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus. I contributi saranno dedicati ai gestori privati di centri prima infanzia, micronidi, nidi d'infanzia e nidi famiglia, in possesso di una regolare comunicazione preventiva di esercizio o autorizzazione al funzionamento, e alle scuole d'infanzia paritarie private, in possesso del relativo riconoscimento ministeriale. Le richieste di contributo potranno essere presentate online dalle ore 12 del 25 giugno fino alle ore 12 del 9 luglio. Verrà riconosciuto a tutti i gestori di servizi e attività dedicate ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, in possesso di una CPE, un massimo di 300 euro per ogni bambino frequentante alla data del 24 febbraio 2020, mentre per le scuole di infanzia paritarie il contributo massimo sarà di 50 euro per ogni bambino frequentante alla data della chiusura delle scuole. Qualora le richieste di contributo superino il budget complessivo previsto, il saldo sarà riparametrato sulla base delle richieste pervenute. Le risorse saranno erogate a parziale copertura dei danni economici subiti a causa della sospensione dell'attività educativa durante l'emergenza sanitaria. Dalle 12 di venerdì 19 giugno e fino alle 12 del 23 giugno sarà possibile fare domanda per partecipare ai centri estivi per le scuole dell'infanzia organizzati in 70 sedi dal Comune di Milano, nell'ambito del progetto Milano Summer School. Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole dell'infanzia comunali nell'anno scolastico 2019-2020. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì tra le 7:30 e le 16. Gli ingressi e le uscite saranno organizzati su turni in orari fissi predeterminati per evitare assembramenti. Ogni bambino, infatti, potrà frequentare per non più di 6 ore al giorno al fine di garantire la continuità della presenza dello stesso educatore per ogni gruppo, come prescritto dall'Ordinanza di Regione Lombardia numero 566 del 12 giugno. Le attività si svolgeranno nell'arco di 2 periodi, dal 3 al 17 luglio e dal 20 al 31 luglio, e sarà possibile iscriversi sia per il mese intero e sia per il singolo turno. Nell'assegnazione del punteggio per la formazione delle graduatorie saranno agevolati i bambini con genitori lavoratori e saranno prese in considerazione eventuali condizioni di disabilità del bambino e le fragilità del nucleo familiare. Inoltre, in considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico, è prevista l'organizzazione di piccoli gruppi di 5 bambini, ognuno dei quali avrà uno spazio dedicato per lo svolgimento delle attività. Ogni gruppo verrà seguito da 2 educatori. E in caso di presenza di bambini con disabilità, a ognuno di essi verrà assegnato un educatore di sostegno. A tutti gli utenti verrà garantito il pranzo somministrato in monoporzione per una maggiore sicurezza e una gestione più semplice. Una nuova piazza si prepara a rinascere e a diventare cuore pulsante del quartiere che la circonda. Partiranno da lunedì 22 giugno i lavori di riqualificazione di Piazza San Luigi in zona Corso Lodi. L'intervento riguarderà un'area di circa 2000 m² e consiste nella riorganizzazione e razionalizzazione dello spazio pubblico in funzione di una maggiore fruibilità. Come richiesto dal Municipio 4, la parte centrale della piazza sarà pedonalizzata, con l'accesso consentito soltanto ai mezzi di servizio e soccorso. All'estremità della piazza resteranno i collegamenti veicolari esistenti tra via Scrivia e il tratto di via Don Bosco e tra via Don Bosco e via Tagliamento. L'intera piazza San Luigi verrà rialzata di 15 cm rispetto al piano stradale, in modo da rallentare il traffico in corrispondenza delle intersezioni e aumentare il senso di continuità dalla parte pedonale. I lavori dureranno circa 9 mesi e rientrano nel quadro economico di 3 milioni di euro complessivi.